Buongiorno, buongiorno da Oscar e Dario. Oh, qualcuno mi ha suggerito di fare i video anche dei nostri giri su strada, perché no quando sono belli. Dario non si aspettava. Questa è nuova. Questa è nuova. Un nuovo tentativo di video. Oggi si parte da Siero, andiamo a Tonezza, Passo Coe, Folgaria, quindi passo Vezena, Asiago e ci ritorna giù. Vediamo che giro uscirà. Da Siero si parte subito in salita verso Tonezza, salita molto lunga ma regolare. Giornata un po' così. Giornata bella ma non bellissima. Invece Dario è bello, va. Ciao, è un po' che non ci vedete ma si pedala lo stesso, non è. Sono anche una serie di gallerie, comunque corte, comunque si sale qua sotto il torrentello dove vanno a farsi anche il bagnetto, comunque si sale. La pendenza 8-9% costante, belle salitelle costante. Oggi è un bel caldone, comunque umido, quindi fatica percepita superiore. Di là è l'Aste Basse verso Folgaria e di qua Castelletto di Rozzo, di qua Castelletto di Rozzo dove poi scenderemo altopiano di Asiago e gallerie, ed inizia a cambiare la vegetazione. Dopo inizieranno anche i pini e diabeti. Non manca molto a Tonezza del Cimone. Eccoci nelle ridenti località di Tonezza del Cimone. Eccoci qua, Tonezza, sono 10 km, 650 metri di dislivello, pendenza costante, bello. Adesso andremo da quella parte dove sono le nuvolette. E qua, altopiano di Asiago. E sotto c'è la strada di Castelletto di Rozzo che faremo il ritorno. Purtroppo la foschia non fa vedere l'altopiano, si intravede a malapena. Pausa barretta. Non si vede una pippa. Si vede niente. Vabbè. Vedete noi. Vuoi vedere? Tonezza dall'alto. Allora, è Tonezza. Adesso stiamo salendo, aria un po' più fresca, fantastico. Si va su. Oh, siamo saliti, Tonezza è di sotto e adesso si sale da quella parte. Adesso si sta decisamente molto meglio. Sì, senza dubbio. Bellissimo questi posti qua. Bene, scolinato, cambiato versante, adesso panorama qua è meraviglioso, il tratto di strada qua è veramente fantastico. Qua si continua a salire, adesso c'è un po' un falso piano, poi inizierà di nuovo a salire, però è veramente stupendo questo posto. Abbiamo l'altopiano alla nostra destra e più avanti c'è un bivio che si può fare o l'altopiano dei Fiorentini o Passo Coe. La strada qua che sale. Buchino. Oh, scoop di giornata. Oggi niente cementone. No. Siamo a luglio e ci sono i maggio ciondoli. Spettacolo. Ah, che spettacolo. Guarda, sono bella sta strada.
guardate il buco, e là è Luserna e si vede il Vezzena. Non lo so. Ah, che spettacolo. Peccato per la foschia. Peccato proprio per la foschia. Là in fondo il passo, qua c'è il forte. Stupendo, strada stupenda. Rifugio Rumore. Qua ci sono fantastici percorsi da mountain bike, ovviamente. Siamo quasi. E qua si scende. Se qua si scende verso il passo Cova. Salita lunga, 22 km e mezzo, 1400 metri di dislivello. Non male, un boccone solo. Sì, come inizio. Adesso discesa verso Passo Core, dove troveremo anche l'acqua, rifornimento. Spettacolo, è un laghetto artificiale con baretto incorporato, ma noi andiamo avanti. Qua fra poco siamo al Passo Coe, fantastico. Bene, arrivati a Folgaria, adesso Passo del Sommo e poi andare verso il Vezzena, via di in su ancora, col Passo del Sommo. E andiamo al Passo Vezzena, rimanendo in quota, quindi rimanendo al fresco per modo di dire, perché sono 28 gradi e un'umidità di tutto rispetto. Adesso stiamo andando verso l'Avarone, qua il becco di figlia donna, infatti va anche umido. Via verso Asiago. Ah, che spettacolo.
Lago di Avarone, tanto di spiaggia, gente che si tuffa, dove viste le temperature oggi, altro che tuffi. Vabbè, avanti. Prima eravamo giusto dall'altro versante, dall'altra parte delle montagne, dove ci sono i nuvoloni, esattamente. Poi giù di là. Ormai non manca tanto il passo Vezzena, 1,5 km circa. Eccoci, passo Vezzena. E qua sono una sessantina di chilometri per 2100 metri di dislivello. Non male, adesso vediamo dove metterci a fare il ristoro. Siamo per un posto consigliato, panino e birretta top, perché l'albergo qua a Vezzena è tristissimo. E adesso giù di là Per risuscitare i morti, quello lì, E adesso lasciamo il passo Vezzena e andiamo verso Asiago. Eccola qua. Malghetta interessante, qua hanno un formaggio strepitoso. Super buono qua. Puina e la tosella. All here again. The time is right for making friends. Let's È il bandierum. pretend. Come tomorrow, we'll all do it again. E di qua c'è il Portule. Let them have their toys. Girls will be girls. Cute ponytails and curls. Must put an end to this stress and strife. I think I want to live that squirry life. Good times. These are the good times. Qua Vaia ha fatto disastri. E lì di fronte bellissime zone, si passa in mountain bike. Bella discesetta che ripara della fatica delle salite. Qua alla nostra destra il Verena invece, altro bel posto da mountain bike. Molto bene, siamo arrivati al Campo Rover, ecco qua, Roana. Spettacolo, cata un po' tanta foschia. A seguire quella vallata. Ciao. Sono verso Roana. Qua il famoso ponte di Roana, bucone. Bene, adesso da Roana, mezza selva, ci dirigiamo verso valle. Ci stiamo dirigendo verso Castelletto di Rozzo, dove inizierà la discesa finale verso la Calura.
e ha davanti a noi Tonez. Non so se riesco a farvelo vedere perché c'è foschia ed è lontano, ma era là la salita. Iniziamo la discesa di Castelletto di Rozzo. E qua sono i famosi tornantini che salgono. Tra l'altro si vede poco e in fondo abbiamo la macchina. Tonezza del Cimone. Veramente un bel giro, alla fine sarà un centinaio di chilometri e quasi 2400 metri di dislivello. Bello, impegnativo, il giusto. Ed eccoci in quel di Castelletto. Siamo arrivati a valle. Il tempo è proprio uno schifio. Guarda che roba. Ma l'umidità tremenda. Adesso c'è una breve risalita per tornare ad Arsiero. Eccoci qua. Tempo bellissimo. Ma il giro è stato bellissimo, con le sgonfiature delle ruote posteriori di Daria. Però siamo arrivati comunque. Però niente, non abbiamo dovuto fare niente, quindi bene così. Alla fine sono centinaia di chilometri per quasi 2400 metri di dislivello. Un giro fantastico, veramente bellissimo, merita. Salita abbastanza duretta, lunga più che altro. Comunque posti meravigliosi, confermato che abbiamo delle montagne stupende. Spero che questo contenuto diverso sia gradito e alla prossima magari mountain bike stavolta. Ciao! Giusta conclusione. Ciao ciao!